Nuovo appuntamento con il Carnevale di Ravanusa dal 13 febbraio al 17, un carnevale in sicurezza dove è stata triplicata la vigilanza, pensato per grandi e bambini, il divertimento incontra valori importanti come ecologia, comunità e identità e le eccellenze culinarie del territorio diventano racconto e condivisione, raccontati dal presentatore Emanuele Cellauro. Comunica il primo cittadino Pitrola, si inizia il 13 febbraio, sono i bambini ad aprire la festa con la sfilata Oceano Verde, gli alunni dell'Istituto Comprensivo Manzoni lanciano un messaggio potente di amore e di rispetto. Tra spettacolo e animazione la piazza si riempie di sorrisi, mentre la sera il premio Carnival di cuori e picche accende musica, convivialità e voglia di stare insieme. Il 14 febbraio una giornata di spensieratezza con giochi conviabili, animazione per i più piccoli. Il 15 febbraio i carri allegorici torneranno a sfilare per le strade di Ravanusa portando con sé creatività, ironia e tradizione. Alle ore 18 la magia inizia con il red carpet dove le ragazze brasiliane accolgono i carri con danza, ritmo ed energia trasformando l'arrivo della sfilata in un momento spettacolare di eleganza internazionale. La sera poi tutti in piazza con il meraviglioso spettacolo internazionale La Chicas de Fuego con Andres Roman e le ballerine cubane. Il 16 febbraio, una giornata che racchiude l'anima del carnevale, si celebrano le eccellenze gastronomiche del territorio con degustazioni, show cooking e tradizione. La sera il tempo torna indietro con i Los Locos, lo storico gruppo che per anni ha fatto ballare le piazze italiane in diretta Rai nei vari capodanni. Il finale è pure emozione, il 17 febbraio, dove la sfilata e la premazione dei carri allegorici, la piazza torna a essere una grande discoteca a cielo aperto, protagonista DJ Otiv, il mitico giovane degli anni 90 che diede via alla discoteca in piazza, facendo ballare un'intera generazione. A chiudere la serata il gran finale con J7, il nostro orgoglio, Mr. Rai a Bonetta, Vox fino a notte fonda.